Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione Italia Classica In onda su Sky Classica, canale 121, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 22 maggio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. La scorsa settimana vi abbiamo parlato, tra gli altri artisti, di Robert Rauschenberg e guarda caso l'artista di oggi, anche se a tutta prima potrebbe sembrare veramente distante anni luce, non solo lo conosceva, ma collaborò con lui in una delle scene più folli della storia dell'arte contemporanea. Siamo nel 1960 nel giardino del MoMA di New York, Non un posto a caso. non un posto a caso, e il protagonista di oggi, Jean Tinguely, presenta Homage to New York, considerata la prima grande opera autodistruttiva della storia. Sì, siamo coerenti con il messaggio di Rauschenberg, il neodada, cioè il recupero di materiali poveri e riutilizzati per creare qualcosa di nuovo, per creare un messaggio nuovo. Quindi una gigantesca macchina fatta appunto di rottami, ruote di biciclette, motori, ferraglia, radio, pezzi recuperati dalle discariche, un'opera che si sarebbe autodistrutta davanti al pubblico. Appunto, tra gli artisti coinvolti non poteva che essere così, c'era anche Rauschenberg che contribuisce con una sua installazione. Naturalmente la serata, come era prevedibile, degenera rapidamente nel caos perché la macchina tossisce, si inceppa, fuma, prende fuoco e parzialmente esplode, costringendo persino l'intervento dei pompieri, ma forse proprio questo C'è sincerità in questa operazione. era l'intento Sì. di Tinguely. È un successo epocale, clamoroso. Anche perché dobbiamo pensare in che anni siamo nel 1960. Sì, quindi era veramente qualcosa di dirompente. C'erano ancora le signore che si facevano ritrarre da Annigoni, cioè, Sì. ecco, per capire, no? E non toglie a nulla da Annigoni. No, però per dire come c'era ancora un mondo che diciamo era figlio del Medioevo, sostanzialmente procedeva in modo uguale a se stesso, poi in mezzo c'erano state sì le avanguardie, ma era ritornata una Sì. certa stabilità post-war. E qui arrivano i ceffoni. Sì, Ecco. e ovviamente non è l'unica direzione che l'arte prende, c'erano anche gli astrattisti, sappiamo tutto quello che succede in quegli anni, Pollock, eccetera. Chi era Jean Tinguely? Era un artista che prendeva l'idea di macchina, di progresso e di opera d'arte intoccabile e la faceva letteralmente saltare in aria. Direi la cifra vera dell'opera di questo artista è il suo essere svizzero, Sì. che è sempre un dato che rompe la prevedibilità e di solito indica finezza di pensiero. Sì, molto spesso. A me non so perché non c'entra niente, ma in qualcosa sono in relazione, mi ricorda come suoi nipotini, meno dirompenti, Fischli e Weiss. Certamente c'è una ironia, un sarcasmo e anche una misura che è tutta svizzera. Lui era nato, l'anno scorso erano 100 anni dalla nascita, il 22 maggio del 1925 a Fribourg, e sarebbe cresciuto a Basilea, città dell'arte, capitale svizzera dell'arte per eccellenza, dove oggi c'è il museo che porta il suo nome, disegnato da Mario Botta. A Basilea lui si troverà benissimo, la amerà profondamente, nonostante l'iniziale diffidenza verso la famiglia di Tinguely, che era una famiglia francofona e cattolica. Le aveva tutte, Sì. diciamo. Allora, il papà era un magazziniere, la mamma faceva la domestica e il piccolo Jean coltiva fin da giovane un'ossessione per il movimento, i meccanismi e infatti passa ore nei boschi costruendo delle piccole ruote idrauliche, pensate quanto questo poi sarebbe tornato nel suo lavoro,
azionate dall'acqua dei torrenti, e l'acqua è certamente un altro elemento fondamentale della sua opera, che serve a dare un senso di circolarità irregolare, perché comunque per quanto tu la possa inserire in un'opera, l'acqua fa sempre qualcosa di diverso a ogni giro di ruota. E con la guerra emerge il suo carattere ribelle, anti-autoritario. Basilea, ricordiamolo, vive da vicino le tensioni col conflitto, è al confine con la Germania e la Francia. C'era anche un piano di invasione della Svizzera che per fortuna i tedeschi non hanno mai messo in opera, però certamente era un luogo di tensioni, ci sono stati bombardamenti. Tanguy ha sviluppato una forte avversione per il militarismo e per il potere. Quando scopre che l'Italia fascista sta per invadere la Grecia, tenta addirittura di partire volontario per aiutare i greci, ma non ha l'età necessaria. Ha solo 16 anni, Sì. È un po' come Lord Byron in questo. Sì. Viene fermato alla frontiera, gli dicono: ragazzo mio, sei troppo giovane, sei pure svizzero, e quindi tornatene a casa. Tornatene a casa e sta tranquillo. Però stupendo, devo dire, il gesto. E inizia in quel periodo un apprendistato come decoratore di vetrine ai grandi magazzini Globus, un'esperienza che termina prestissimo per manifesta indisciplina. Quel lavoro però gli lascia qualcosa di fondamentale, perché come sappiamo è molto utile la cultura della vetrina. Anche noi siamo un po' in vetrina. Sì, noi siamo vetrinisti. Siamo dei vetrinisti. Senza diventare Giorgio Armani, però. No. Vedi, quindi siamo rimasti qui nella nostra povertà. Una vetrina che cosa deve fare? Deve attirare, deve sorprendere, deve trascinare lo spettatore dentro il negozio. Se no, hai ottenuto, se lo respingi. No, dura minga. E questo è esattamente ciò che faranno le opere di Tanguy negli anni di lì in poi. Frequenta la scuola di arti applicate di Basilea, scopre il mondo meraviglioso di quell'area dell'Europa, Klee, Schwitters che abbiamo stracitato a proposito di Rauschenberg, certamente, i primi collage della storia, il Bauhaus e soprattutto il dadaismo, il Dada che proprio a Zurigo, al Cabaret Voltaire, durante la prima guerra mondiale aveva lanciato questo grido alternativo alla civiltà della distruzione, anzi alla inciviltà della distruzione. E intuisce che l'arte, oltre che autodistruttiva, persino autodistruttiva, può essere anche provocatoria, assurda, ironica. Inizia anche a leggere alcuni testi che saranno fondamentali, i testi socialisti, quelli anarchici. È un assiduo frequentatore degli ambienti antifascisti e incomincia a maturare l'idea che l'arte non debba essere decorazione, ma una forma di rivolta capace di mettere in crisi l'ordine delle cose. Negli anni 40 realizza le prime sculture in filo metallico, i primi esperimenti meccanici e vive una vita bohemienne insieme a Eva Apli, artista che diventerà sua moglie. I due vivono con pochissimo, case fatiscenti, lavori saltuari, e Tanguy continua a costruire delle strane creature meccaniche che sembrano uscite da un sogno industriale impazzito. Un viaggio, un trasferimento decisivo, una città che porta tantissime sue tracce, 1953, Parigi, ed è qui che Tanguy esplode davvero, continua a lavorare come decoratore di vetrine, ma entra rapidamente in quell'avanguardia che non è soltanto francese, è europea e internazionale. Poi portava un nome francese, quindi diciamo sì, tutto... Loro se ne appropriano immediatamente, certo. Non devono neanche fare la fatica niente. Che devono compiere con Michelangelo, capisci? Frequenta tutti quelli che contano nell'ambiente artistico, tutti i geni di quel momento, da Yves Klein a Daniel Spurry, a Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, John Cage e persino Brancusi, che lavora
vicino al suo atelier a l'Impasse-Ronsin. Sono gli anni in cui arriva l'intuizione decisiva della sua carriera, perché lui parte dalla pittura astratta, però capisce che il suo è astrattismo totale, nel senso che non riesce a finirlo questo Non qua. finisce mai il quadro. Sì. Allora trova una soluzione tanto semplice quanto geniale, cioè invece di completarlo lo mette in movimento, collega elementi geometrici che si ispirano anche a Kandinsky, al costruttivismo, a piccoli motori elettrici e crea queste macchine cinetiche, ferri, ingranaggi, ruote e pezzi di recupero che girano, vibrano, oscillano e producono anche dei frastuoni a volte infernali. Sono delle macchine a tutta prima inutili, ma in realtà la loro inutilità è il punto di partenza, perché in un'epoca ossessionata dall'efficienza produttiva, La sua è l'art pour l'art, bravissimo. non c'è nessun messaggio, è solo appunto un modo per attirare lo spettatore, come quando faceva le sue vetrine. E queste macchine sono libere sì, da quella terribile tirannia dell'utilità, un po' come noi due. a noi non ci libera nessuno. No, però siamo qua. inutili. Siamo anche inutili. Siamo inutili e quindi siamo liberi dalla tirannia dell'utilità. Sì. Oggetti che non servono a nulla se non a divertire, a stupire e a generare anche un notevole caos. Le macchine di Tanguy vanno tenute in funzione, però, perché Sì. ogni tanto le vedi che non vanno. Questa è una cosa che E mi lì dà molto fastidio. Ti disturba, oppure non c'è l'acqua, Sì. no, la fontana e manca l'acqua. Lì bisogna tirare le orecchie, però agli amministratori. Perché deve essere sempre tenuto in funzione, e poi ti viene proprio voglia di spingere il pulsante che c'è. Nel 59 inventa le celebri Metamatic, macchine che disegnano autonomamente. Il pubblico inserisce un foglio, aziona un marchingegno e ottiene un disegno astratto e si sente appagato. È una presa in giro perfetta del mito della creazione artistica, della sacralità dell'opera unica e del mercato dell'arte. Anche in questo c'è una costante forma di ironia, tutta svizzera, che ad esempio Rauschenberg non ha. No. E le sue provocazioni diventano leggendarie. A Düsseldorf lancia migliaia di volantini da un aereo con un manifesto intitolato Für Statik. Per la statica. Per la statica. Titolo ironico per uno che ha passato la vita a mettere tutto in movimento. A Londra arriva la gigantesca macchina da disegno azionata da ciclisti che produce un rotolo infinito, finendo quasi per sommergere il pubblico che assiste a questa manifestazione. E nel 1956 conosce Niki de Saint-Phal, artista esplosiva quanto lui, che sarà poi la sua compagna e poi seconda moglie, e insieme formano una delle coppie più visionarie ed eretiche dell'arte contemporanea. Lui costruisce macchine nere, aggressive, rumorose, lei crea le coloratissime Nana, cioè queste gigantesche figure femminili che oggi vediamo in varie piazze, in fontane. Poi ha vicino a Capalbio, a Caravicchio, il Giardino dei Tarocchi, è una sorta di summa. E al MUDEC recentemente Sì. c'è stata anche una mostra a lei dedicata. I due collaborano con fontane, mostri meccanici, installazioni monumentali, tra cui la celebre fontana Stravinsky, accanto al Centre Pompidou di Parigi, dove mette becco anche Boulez in qualche modo. Che segna un po' il suo punto d'arrivo, Sì, quest'opera, certo. perché in un luogo così, che è un nuovo punto di riferimento per l'arte internazionale, avere, diciamo, l'opera simbolo che tutti vedono, anche chi non entra al museo, è veramente un traguardo eccezionale. Negli anni 70 le sue opere diventano sempre più teatrali e deliranti, un po' si ripete, diciamo, perché a quel punto lì tutti gli chiedono: facci una macchina anche per noi. Lui fa esplodere il toro gigantesco durante una festa per Salvatore Dalì, e non è un caso citare Dalì perché alcune sue forme
di ruote, ricordano un po' gli incubi di Spellbound di Alfred Hitchcock, dove appunto il genio, il grande regista, usa per manifestare i sogni, gli incubi di Gregory Peck, proprio Salvatore Dalì. E beh, se ci pensi è un po' quel ritorno di certa poetica manierista, no? Delle fontane, della sorpresa, dei suoni. E nel 1970 installa davanti al Duomo di Milano un enorme fallo dorato pieno di fuochi d'artificio. E chissà i milanesi cosa hanno detto. Negli anni 70. Tra i progetti più folli c'è anche il Ciclope, una gigantesca testa scultura che è nascosta nei boschi vicino a Parigi, che lui costruisce insieme a un gruppo di amici. È un labirinto di passaggi segreti, meccanismi, suoni, specchi. È certamente lui figlio di un mondo che affonda le radici nel Medioevo, Sì. anche nella Svizzera delle feste, dei carnevali, dei misteri. E anche un po' in alcuni angoli dei quadri di Bruegel. Sì, c'è tutto un immaginario infinito. Cosa accade? Cosa accade a questo ciclope però? Che c'è un incendio in una fattoria vicina, allora lui raccoglie le macchine agricole bruciate, le ossa, i teschi di animali e realizza la serie Mengele Totentanz, la danza della morte, una sorta di danza macabra meccanica. Jean Tinguely è scomparso il 30 agosto del 91 a Berna. Giovane, perché aveva solo 66 anni, ha lasciato un'eredità enorme, non solo come pioniere dell'arte cinetica e del nouveau realisme, ma come un artista capace di ribaltare l'idea stessa di scultura, trasformando appunto ferraglie, rottami, scarti industriali in qualcosa che sembra un po' un giocattolo, un po' una protesta politica e in fondo qualcosa che rappresenta anche una festa di paese impazzita. Jean Tinguely, l'artista che ha ridefinito l'idea stessa di scultura, dimostrando che anche ferraglie e materiali di scarto potevano diventare oggetti di espressione che potevano mettere in discussione il progresso, il consumismo e il concetto tradizionale di opera d'arte. Evviva! Parliamo di un toscano nato ad Alessandria, in Piemonte. Oi 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 oi. Oi 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 oi, oi 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 oi. Grande protagonista della commedia sex italiana degli anni 70, accanto ad attrici meravigliose, Edwige Fenech, Barbara Boucher e ancora Nadia Cassini. La voce però di Romeo degli Aristogatti, e siamo felicissimi oggi di parlare del grande Renzo Montagnani, attore e doppiatore, indimenticabile appunto il suo Romeo Ermeio del Colosseo, che muore giovane, anche lui all'età di Tinguely, a soli 66 anni, oggi, il 22 maggio del 1997, l'anno prossimo, saranno i 30 anni, per un tumore. Sì, lui era figlio del ferroviere Guido e di Elvezia Beltrami, era nato ad Alessandria l'11 settembre del 1930, padre di Prato però, in un piccolo appartamento condiviso con il nonno materno Alfredo. Il padre è sempre assente a causa del lavoro e di fatto il nonno Alfredo diventa una sorta di figura paterna per il piccolo Renzo, che fin da piccolo viene iniziato dal nonno alla lettura e al teatro, che nella cittadina piemontese è rappresentato dal passaggio dei Carri di Tespi, il teatro itinerante all'aperto che era stato promosso fortemente dal fascismo alla fine degli anni '20 per portare gli eventi teatrali anche nei luoghi più sperduti della penisola. E all'alba della seconda guerra mondiale la famiglia Montagnani rientra a Firenze, dove il nonno gestisce una farmacia, e Renzo frequenta l'oratorio della parrocchia giocando a calcio e imitando
il parroco Don Giorgi, che era un personaggio insofferente, rissoso, gli sarebbe servito da spunto per un personaggio televisivo che lui avrebbe portato al successo negli anni '80, Don Fumino, famoso per la battuta tormentone: io sono Fumino, se non le dico mi sento male. Senti, alla fine del conflitto lui frequenta il Merlo Bianco, la villa dove giovani appassionati mettono in scena Chekhov, Shakespeare, senza un soldo, ma suscitano l'interesse degli addetti ai lavori, e tra questi un nome meraviglioso, la regista russa Pavlova, insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, che lo vede recitare e gli offre l'opportunità di studiare con lei. Quindi questo è un colpo importantissimo nella sua carriera. La famiglia di Renzo Montagnani non può permettersi di mantenerlo a Roma e Renzo è costretto a lasciar passare l'opportunità cominciando a lavorare come rappresentante farmaceutico. Il teatro resta, cioè il lavoro non gli piace, non è gratificante e si riesce a far notare da Umberto Benedetto che lo porta a lavorare con lui nella sede fiorentina dell'EIAR. Finalmente nel 1955 l'occasione della vita, questa volta niente e nessuno lo può fermare. Perché? Perché arriva a Milano e incomincia a lavorare nella compagnia di Enrico di Arisio e poi in quel trio stupendo Bramieri, Mondaini, Vianello, facendo anche esperienza nella commedia musicale dove incontra Eileen, una ballerina inglese delle Bluebell Girls, la sposa nel 59, testimoni di nozze sono Sandra e Raimondo Vianello. che divertente. Nel 60 ha anche una prima grande opportunità teatrale perché interpreta teatro il dramma scritto da Indro Montanelli, I sogni muoiono all'alba, ambientato durante i moti ungheresi del 57, quindi tanto teatro nella vita di questo attore che poi è diventato celebre con il cinema. E l'anno successivo partecipa anche alla versione cinematografica che segna il suo debutto sul grande schermo, ma gli anni 60 lo vedono ancora comunque più attivo in teatro. Nel 65 ha un grande successo che lo fa emergere perché insieme a Adriana Asti nella commedia Ti ho sposato per allegria con la regia di Luciano Salce. Con il complicarsi delle condizioni del figlio Daniele, nato nel 63 con un deficit cerebrale, dagli anni 70 Montagnani deve accettare qualsiasi offerta di lavoro per potersi permettere le cure necessarie al suo benestare. Questa è una cosa che pochi conoscono, esatto, ma che in realtà ci fondamentale. dà un senso della cifra umana anche di questo splendido attore. I film grossolani sono una scelta remunerativa, ma io uso definirmi migliore dei miei film, avrebbe detto più tardi. Eh sì, perché poi ricordiamo che in quegli anni quel genere di film era stroncato e visto con particolare fastidio da tutto il sistema, mentre oggi sostanzialmente vengono rivalutati come film leggeri, ma diciamo con quello che è accaduto poi assolutamente innocui. Ma certo. Ecco. E questo, lasciatemi dire, me lo riporta un po' a certa amarezza poi di una sua interpretazione nella prima parte come doppiatore, nella seconda come attore. Stiamo parlando di Amici miei, cioè c'è qualcosa anche di amaro, di triste, Tutto triste, in questa vicenda, tutto triste. nella sua vicenda personale. Lui è interprete straordinario di John Proctor nella versione televisiva del Crogiuolo di Arthur Miller per la regia del grande Sandro Bolchi, siamo nel 1971, e poi partecipa a Rappresaglia di Cosmatos sulla strage delle Fosse Ardeatine e è uno degli attori del delitto Matteotti, del grande Vancini. Sono entrambi del 73. La critica italiana non gli fa sconti
e in qualche modo è iniqua perché non gli riconosce questa necessità che nasce appunto dalla situazione del figlio. Non gli vengono perdonate le innumerevoli commedie sexy all'italiana, il ginecologo della mutua, la soldatessa alla visita militare, la moglie in vacanza, l'amante in città. Lui verrà definito il re del genere sexy pecoreccio e verrà bollato di volgarità interpretativa, non riconoscendo ancora quelle occasioni in cui lui va a teatro e per la regia, per esempio, di Franco Giraldi, interpreta magistralmente La coscienza di Zeno. Scena mitica, Verdirami Augusto, lui si chiama Necchi, signor Becchi, tutti che ridono, la scoperta del tradimento. Beh, lui viene in qualche modo salvato nel 1982 da Mario Monicelli, che lo inserisce nel cast di Amici miei atto secondo, nel ruolo di Guido Necchi. Nel primo era stato interpretato da Duilio Del Prete. È l'unico di quel gruppo a essere toscano, è coerentissimo con l'ambientazione e viene anche un po' ripagato del fatto che nel primo film lui era il doppiatore di Philippe Noiret. Certamente. E quel film è per noi tutti una scuola di vita. Beh, un film straordinario e anche per Montagnani è un ruolo indimenticabile. Indimenticabile. Con la fine della stagione delle commedie sexy, Montagnani si rivolge alla televisione per appunto mantenere il suo ritmo e quindi anche le sue entrate economiche che gli servivano, come abbiamo detto, per motivi familiari. Nel corso della prima metà degli anni '80 arrivano le conduzioni del varietà televisivo Ci pensiamo lunedì, quella de Il Trappolone, trasmissione mista, parte varietà e parte game show, mentre dall'87 ci sono le partecipazioni alla serie Aeroporto Internazionale, alla nuova versione dei Promessi Sposi di Manzoni firmata da Salvatore Nocita nell'89 in cui interpreta benissimo Don Ferrante, e il cinema praticamente l'ha dimenticato. Amici miei atto terzo, meno riuscito dei tre, la regia di Nanni Lloyd dell'85. Io ricordo un film molto carino, molto divertente, ambientato a Santa Margherita Ligure, Il Volpone, nel 1988 di Maurizio Ponzi, con Montesano, Villaggio, Enrico Maria Salerno, Attina Cenci, Alessandro Haber, Leonora Giorgi, un cast pazzesco. E appunto lui. E lui. Alcuni film televisivi come Achille Lauro, Viaggio nel terrore, e Teo, dell'amica Cinzia Torrini, e poi dopo la metà degli anni 90, con il progredire della malattia, è costretto a rallentare ulteriormente l'attività, ma fino all'ultimo riesce a mantenere quel sarcasmo tipicamente toscano. I conoscenti che lo trovano dimagrito gli chiedono: ma che dieta stai facendo? E lui risponde sorridendo: il tumore, provalo anche te, fa miracoli. Mamma mia. Però grandissimo, Renzo Montagnani, Romeo degli Aristogatti e il Necchi di Amici miei, fantastico. Oggi è il 22 e noi ci rivolgiamo al team Bota che la fa lunga, l'è un che l'aiuta Savegn e Savegn che salfal non fa niente. Cioè è uno che aiuta Savino e Savino cosa fa? Niente. Cosa vuol dire? Parliamo di un nulla facente, quindi è un punto importante oggi, il nulla facente. Siccome è venerdì, c'è il weekend, il nulla facente si adegua al resto dell'umanità. Avete notato che fine filologo che è diventato Piero, certo. Perché non recita solamente il No, proverbio, lo inserisce anche in un contesto. Farà anche un saggio prossimamente, modi di dire italiani. Italiani. Da Vipiteno a Canicattì. A Canicattì, pubblicato delle edizioni dell'Almanacco. No, c'è un editore che si chiama Zebedia Ezechiele che mi ha chiesto di pubblicarlo.
Di tutto rispetto. Di tutto rispetto. Senti Leonardo, e tu? Ho fatto l'accento piemontese perché andiamo a Santena, dove c'è il castello di Cavour, andatelo a visitare, il monumento memoriale. E perché andiamo a Santena? Perché fino a domenica c'è la 93esima sagra dell'asparago. So che tu sei un grande appassionato di asparagi. Molto, non di quell'effetto a cui tu stai pensando. E io lo becco subito. L'asparago di Santena cresce su terreni sabbiosi e permeabili che gli danno consistenza tenera e colore verde con sfumature violacee. Violacee. È un asparago particolare. Particolare. E quindi è il la pinzimonio è protagonista, con l'uovo si può fare, bolliti, Sì. si può fare anche con il risotto per esempio. Se vi capita di passare da Santena, telefonate a Piero. No, prendete gli asparagi, poi venite a casa da me Che ve li cucina. e io ve li cucino in tutti i modi. Sì. 100 modi di asparagi. 100 sfumature di asparago. Sì, io più che sfumarli li fumo anche. Anche Devo volendo, dire sì, che perché hanno no? degli effetti Why not? non banali, Va bene, ci vediamo domani. Chi cambia canale è un rapanello. Sì. A domani. Almanacco di bellezza. Ideato e prodotto da Piero Maranghi a cura di Leonardo Piccinini. Con Greta Torresi, Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Stefano Puppini, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Alessandro Puppini. Una produzione Italia Classica in onda su Sky Classica, canale 121. In collaborazione con Intesa San Paolo.